Quello del Pro Favara è stato a dir poco un campionato sofferto. Era cominciato nel peggiore dei modi, con 3 pesanti sconfitte consecutive e con le successive dimissioni di Mister Balsamo. I gialloblu hanno continuato sotto la guida di Gaetano Longo, un periodo il suo pieno di alti ma anche di bassi. La squadra ha dimostrato di esserci contro i più forti, ma anche di barcollare contro gli ultimi in classifica. A febbraio poi arrivavano anche le dimissioni di Mister Longo e la squadra favarese, nell'ultima parte del campionato, è stata affidata al giocatore più esperto e anziano Gerlando Contino. Un'epopea che ieri è giunta a un lieto fine. È stato sudato, ma è stato anche meritato. Il Pro Favara, da padrone di casa, batte il Camarat per 3-1 e conclude l'ultima giornata di campionato salendo a quota 35 punti in classifica e conquistando matematicamente la salvezza e senza passare per i play-out. Si conclude così per i gialloblu il campionato di eccellenza Sicilia Girone A. 3 allenatori diversi, tante sfide, ma alla fine i giocatori hanno dimostrato sul campo di meritare il campionato nel quale competono. Vediamo adesso tutti i risultati della 30ª e ultima giornata di eccellenza Sicilia Girone A. Canicattì Marsala Calcio 1-1, Città di Casteldaccia Monreale 0-2, Licata Dattilo Noir 2-2, Mazzara Alba Alcamo 1-0, Mussomeli Polisportiva Castelbuono 2-2, Nuova Città di Caccamo Atletico Campofranco 1-0, Parmonval Centro Universitario Sportivo Palermo 5-3, Pro Favara Camarat 3-1. Ecco la classifica finale del campionato. Marsala Calcio 69 punti, promosso in Serie D. Licata 66 punti, ai play-off. Dattilo Noir 61, ai play-off. Nuova Città di Caccamo 61, ai play-off. Canicati 55 punti, Mazzara 52, Parmonval 49, Alba Alcamo 38, Centro Universitario Sportivo Palermo 36, Pro Favara 35, Mussomeli 31, ai play-out. Monreale 30, ai play-out. Polisportiva Castelbuono 27, ai play-out, Camarat 27 punti, ai play-out, Atletico Campofranco 25, retrocesso in promozione e Città di Casteldaccia 4 punti, retrocesso in promozione.